E parlando di trasparenza, qui scusami che devio io, quando Bertoncello mi dice su Santa Cecilia i soldi io so dove ci sono, nel bilancio ci sono, io so dove sono e il commissario non lo sa, ma vi rendete conto di quale gravità abbia questa affermazione? Cioè un amministratore pubblico i soldi li ha nella trasparenza, nel bilancio. Il bilancio è il documento civico, ufficiale, evidente, visibile da tutti, in cui ci sono tutti i movimenti di entrate e uscite dei soldi pubblici. Ecco, il dirmi che lui sa dove sono, il commissario non li ha. Col commissario abbiamo parlato, non ci sono i soldi, non ci sono in bilancio. Poi sappiamo anche Bertoncello cosa dice. Dice sì, io so che ci sono perché quando il prossimo anno ci sarà l'avanzo di amministrazione, io quei soldi li mettevo. No, questa non è buona amministrazione. Il debito è del 2009, non del 2010. L'avanzo del 2010 e su Santa Cecilia i 370.000 di debito sono nel 2009, non nel 2010, perché nel 2010 sono diventati 750, sì, forse 800. Cioè, questa veramente è la follia dell'amministrazione. Io capisco che in campagna elettorale, preso dall'euforia nel verbale dell'assemblea di marzo, hanno deciso di dare incarico a Santa Cecilia di aprire il teatro e fare tutto quello che si doveva fare, anche sapendo che si sforava il bilancio di 350.000 euro, dopo anni di pareggio. Questa è una grande responsabilità, alla quale poi quest'anno, quindi questi ormai sono acclarati, il Santa Cecilia ha chiuso il bilancio al 30 settembre con una 30 settembre o 30 ottobre, 30 agosto, con un debito di 350.000 euro. E il bilancio di previsione per l'anno prossimo, quindi che metà è già fatto perché l'anno finisce già ad agosto o a settembre, perché non è un anno solare, è l'anno delle stagioni, addirittura arriva a quasi 800.000 euro. E questo vuol dire veramente, per un proprio interesse elettorale, aver messo a repentaglio la vita di una scuola che è una delle più grosse, più antiche tradizioni culturali della città. Queste sono tutte quelle riflessioni che magari razionalmente uno fa fatica magari anche a scriverle. Però se con i cittadini ci guardiamo negli occhi, io credo che veramente si rende conto che Portogallo ha bisogno di aria nuova, Dopo che nasca una nuova classe politica, la quale sia meno legata al passato, meno legata a condizionamenti di varia natura, ma che sia animata soprattutto dallo spirito, dalla voglia di fare nell'interesse della città, nell'interesse dei cittadini, non con idee preconcette, perché siccome io sono convinto che, allora quella è la soluzione giusta. Abbiamo visto, io sono convinto che le rotonde erano una cosa migliore, abbiamo costruito, qui sono milioni di euro, non bruscolini, cioè sono milioni di euro spesi che potevano andare in altre attività.